Io mi faccio questa bella fettuccina con cozze, lime, pecorino e pane grattugiato. Voi se volete fare, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Iniziamo dalle cozze. Io le ho lavate, le ho pulite, le ho lessate e ho tenuto l'acqua di cottura da parte. Ci vuole un po' di pane grattugiato che fate tostare in padella, un lime ma anche un limone va bene, pecorino, ovviamente il fettuccino e una bella spuculilla raglie. Fate tostare il pane grattugiato tanto bello, lo fate incroccantite, lo fate diventare croccante e lo tenete da parte e mettete pure la caccavella con l'acqua e il sale perché ci vogliono 5 minuti per fare questo piatto. Mo prendete la solita caccavella, quella là bella che non si azzecca, un filo di olio generosamente e a sentimento, ma raccomando mettete un po' di più perché se ci mettete sul trovato, a me mi piace un mangiare che c'è da stare panne ruoia a coppa perché sennò non so niente, bello saporito, e ci buttate 2 spicoli d'aglio, 2 spicchietti d'aglio e fate soffriggere. Mo tolgo tutte le cozze che rimisero in due sughetto per far insaporire e ci ho messo anche mezzo dado di prezzemolo, quello là che faccio io, il cubetto di ghiaccio al prezzemolo, ne ho messo metà e ho fatto insaporire le cozze. Mo mi sto mettendo a spartare e vi faccio vedere che già fa. Mo prendo tutte le cozze che avevo già lessate e tagliate e faccio piccerelli così e poi le rimetto nel loro sugo originale. Ecco qua, guardate, ho fatto la trufolata, l'ho fatto piccerelli. Qua ragazzi, questo non viene a cavare che sto con un coppo Titanic. La serata è un po' ventosa, ma noi cuciniamo stesso. Quando l'aglio è diventato bella così, guardate, arrosolato, biondo, non bruciato, ci buttate in mesca francesca di cozze dentro, così. E non lo fate rosolare, sta da appassionare solo, sta così. Voglio l'acqua bolle e ci vado a buttare il fettuccella in. Mo le tagliatelle, il fettuccine, il fettuccello, come pure mi chiama, sono pronte e io le prendo e le metto direttamente con l'acqua di cottura senza le scaurare nella caccavella. Ho rimosso l'aglio e mi gestipate l'acqua di cottura, non lo gittate perché vi può servire. Guardate che bellezza, guardate. Mo prendete il pane grattugiato che prima avete fatto un po', diciamo, diventare croccante e ci ho buttato in da caccavella insieme alle fettuccine, alle cozze, insomma tutto un mesca francesco che abbiamo preparato prima. Io tenevo il lime e ci ho messo il lime, come ho detto prima, voi ci potete mettere anche un po' di limone. Pigliate la ratta a casa e vi facete una rattata. Già sapete, non vi faccio verde con più limone, ma una bella grattugiata di lime o di limone, quello che preferite, e rattate. Mo prendete un bel pezzo di pecorino, sempre a ratta a casa, se caso me la prima rattata non vi è bastata, vi facete pure la seconda. E ci fate una bella grattugiata di pecorino. Se non vi piace non ci mettete, se vi piace ci potete mettere anche il parmigiano, se no ci potete proprio niente. Da Taurizio e da Annanza. Guardate che bellezza, guardate, già si è formata la cremina, guardate. Guagliù, che iniziano le danze, io inizio a impiattare, guardate qua, che meraviglia, guardate. Guardate che cremina. Se mi viene brico casa e fai decorazione, mi piglia a fatica. Ci faccio una grattugiata, se che là non più abbastanza, di pecorino e infine una grattugiatina leggera di lime come decoramento, Guardate qua, guardate, stasera mi sento giotto perché ho fatto un quadro. Assaggiamo?
Io vi voglio salutare così stasera, guardate questo tramonto che meraviglia. E mo, buona serata e buon appetito a tutti quanti. Mua.